Sono stati pubblicati gli avvisi che si rivolgono agli esercenti commerciali e ai cittadini per poter partecipare al procedimento di distribuzione dei buoni alimentari e dei buoni per acquistare i beni di prima necessità insieme ai farmaci. Sul sito del comune di Agrigento troverete le informazioni necessarie per partecipare a questa procedura che interessa la prima parte delle somme che verranno erogate ai soggetti che attualmente sono privi di qualsiasi forma di sussidio economico. Sono dei voucher del taglio ciascuno di 20 euro che potranno essere distribuiti fino a un massimo di 80 euro mensili per ciascun componente del nucleo familiare. In questa prima fase l'avviso è rivolto ai soggetti privi di qualunque fonte di reddito. Da oggi fino al 7 aprile è possibile richiedere, semplicemente scrivendo un'email al comune di Agrigento, i buoni spesa che il governo ha previsto per aiutare le persone che in questo momento non possono andare a fare la spesa. Ad Agrigento sono arrivati 444.000 euro che la nostra amministrazione deve spendere con l'obbligo di aiutare chi in questo momento transitorio di emergenza è in difficoltà. E in questo piccolo video voglio spiegare un po' quali sono i requisiti e le modalità per accedere a questa misura. È tutto molto semplice, però vi invito a condividere questo video con chiunque ne possa trarre beneficio. Prima di tutto bisogna andare sul sito del comune di Agrigento e scaricare i moduli di richiesta di accesso a questa istanza di aiuto economico, moduli che fra l'altro metterò anche nella pagina del Movimento 5 Stelle Nuova Agrigento, in cui dichiarerete di avere i requisiti che il comune di Agrigento ha identificato. I requisiti sono due. Il primo è quello di non percepire nessun reddito da lavoro, un reddito da renta finanziaria, e il secondo è di non essere beneficiario di una delle formule di assistenza sociale statale, come ad esempio il reddito di cittadinanza, il REI o la cassa integrazione. Se rispettate questi due prerequisiti, compilate il modulo con il vostro nominativo e quello dei componenti della vostra famiglia e inviate tutto all'indirizzo sostegnoalimentare@comune.agrigento.it. In questo modo il comune vi risponderà in qualche giorno, spero nel tempo più breve possibile, e il nostro comune di Agrigento ha previsto dei buoni spesa da 20 euro che potranno essere ricevuti per singolo individuo fino ad 80 euro al mese. Se siete in queste situazioni fate accesso a questo fondo e vediamo tutti insieme di uscire il più presto possibile da questo momento terribile.